buongiorno oppure buonasera. Gli antichi editori, Venezia, presentano ora il libro di Roberto Bianchin, Punturine. Io sono Luca Colferari e lui è proprio Roberto Bianchin. E allora gli chiederò direttamente cosa sono queste punturine. Le punturine è da quando eravamo bambini e ci pigliava l'influenza e la mamma ci metteva nel letto, poi veniva una signora. Sì. Normalmente era una signora di una certa età che Sì. transitava per i quartieri, spesso quartieri popolari, con una borsina. Sì. Dentro questa borsina aveva strumenti di terrore. Quando lei apriva la borsina di cuoio e la appoggiava sul tavolo della cucina e tirava fuori dei piccoli cilindri di vetro, Sì. quali trasparenti, e dei lunghissimi aghi enormi che infilava in questo cilindretto di vetro, poi rompeva una boccettina, da lì estraeva un succo e io lì già stavo malissimo perché sudavo, mi veniva sudore perché capivo quando lei veniva vicino a me e mi diceva girati. Girati poi mi è rimasta per altri motivi che non è il caso di dire qua, quando sono cresciuto. E quella era una punturina che faceva malissimo perché dentro c'era questa sostanza oleosa che si insinuava e faceva un dolore tremendo. Allora perché punturine? Sì, perché punturine? Perché fanno male. Sì. In realtà sembra una cosa, la punturina è indolore, no, fanno malissimo, a volte quasi come una suppostona. Ah, beh sì, scivolano di nero. E sono il meglio del meglio, come dice il sottotitolo del libro, di una rubrica ormai di culto che nella città di Venezia, lei conosce Venezia? Conosco Venezia, sì. Nella città di Venezia da 3 anni, tutte le domeniche, la rubrica Punturine esce sul giornale La Nuova di Venezia Mestre, volute dall'allora direttore Antonello Francica, uomo meraviglioso. Questa rubrichina ogni domenica fa divertire, esaltare, esultare, infuriare, arrabbiare i veneziani a seconda dell'estro che accompagna le punturine, che vanno a toccare alcuni gangli, alcuni nervi scoperti della città, soprattutto, come dice il titolo, in chiave un po' provocatoria, un po' polemica, perché altrimenti si chiamerebbero carezzine. Se facessero il verso, lisciassero il pelo, a qualche assessore anche piacerebbe farsi lisciare il pelo, ma non è questo il caso, non lisciano il pelo ma pungono, a volte pungono anche un po' forte. Questo libro raccoglie il meglio del meglio ed è ovviamente un libro raccomandabilissimo a tutti, è per tutte le età, si può dire anche. Sì, se non ricordo male ci sono 120 punturine dentro questo libro. Sì, 120 punturine selezionate dall'autore negli ultimi 3 anni, dal 2000 al 2013, diciamo, colto fior da fiore di quella che è una polemica o polemicuccia o polemicona a seconda che pervade la città e che attraversa quasi tutti i temi della città, dall'invasione turistica, ai vaporetti, alla dissennatezza della politica, ai sindaci che guidano e che governano la città, ai teatri, non hanno un segmento le squadre di calcio del Venezia, gli stadi, i casinò. Cioè diciamo che vanno fior da fiore, passano saltando fior da fiore da un genere all'altro, senza soffermarsi su l'uno in particolare, ma toccando soprattutto quelli che sono i temi più sensibili da parte di quella ultima colonia di veneziani residenti ormai ridotti a una piccola riserva di indiani metrolagunari. Certamente, indomiti a resistere fino alla morte. Sì. E quindi le punturine fanno un po' male, ma sono sempre meglio delle suppostone. Esatto, anche perché brucia ma poi passa. Esattamente.